Allora, io ho fatto il vaccino in Cina il 30 settembre. Fino ad ora sono tutto bene. Quindi secondo me conviene fare il vaccino. Paolo Xia, 70 anni, storico ristoratore cinese di Padova, si è già sottoposto al vaccino contro il Covid. Lo ha fatto nel suo paese d'origine, dove era tornato a gennaio per assistere il padre malato. Allora il coronavirus sembrava un'epidemia solo cinese. La famiglia di Paolo vive a 800 km circa da Wuhan e qui è rimasto in questi mesi fino a settembre, quando si è sottoposto al vaccino per poter tornare tranquillamente a casa. Dalla sua famiglia, che vive a Padova e che ha continuato a gestire lo storico ristorante di via Marsala in pieno centro storico. 2 dosi iniettate a distanza di mezz'ora, nessun effetto collaterale, ci dice. Quello che ho sentito io no, va tutto bene comunque. Agli italiani dici vaccinatevi. Secondo me sì, perché così per la sicurezza, anche per presto torna alla vita normale. In Cina il vaccino è obbligatorio e Paolo si sente di fare un appello anche agli italiani, invitandoli tutti a vaccinarsi per tutelare la collettività. Nel suo paese, dopo questa campagna di vaccinazione di massa, il virus sembra essere scomparso. No, la Cina è tornato quasi tutto normale. La vita normale per dire.